Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Buonasera a tutti e benvenuti alla 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale. Questa sera si affrontano la squadra di casa, la Rucker-Sanve, e la squadra ospite, la Pallacanestro Crema. Il quintetto base per la Rucker-Sanve sono Muner, il numero 15, il numero 9 Carlesso, il numero 10 Antelli, il numero 8 Rossetto, il numero 14 capitano Pindalpos. Per la Pallacanestro Crema invece ad entrare sono il numero 9 Pasqualin, il numero 15 Demin, il numero 16 Bozzetto, il numero 3 Liberati e il numero 5 Del Sorbo, il capitano. Primo possesso per la Rucker-Sanve che vince la palla a 2. Passaggio a Rossetto che trova in post basso Carlesso, finta di tiro, attacca 1 contro 1 fuori per Muner, 1 contro 1 anche di Muner, il resto tiro per Muner sbagliato, rimbalzo per Demin e palla in mano a Pasqualin che crea l'azione. Passaggio per Bozzetto, Del Sorbo ancora per Pasqualin, fuori per Bozzetto che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Antelli che prova a ripartire subito velocemente, passaggio sotto per Muner, prova ancora il tiro Muner, 2 punti al tabellino per Andrea Muner che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri ad Andrea Muner, vediamo se riuscirà la squadra a fargli un regalo questa sera. Post per Demin, 1 contro Muner, il tiro di Demin sbagliato, rimbalzo di Muner, poi gli viene toccata la palla di dietro e torna in mano a Pasqualin che prova a organizzare una nuova azione d'attacco. Pick and roll chiamato da Demin che prova l'1 contro 1 e poi subisce fallo prima del tiro, probabilmente, adesso vediamo la decisione dell'arbitro. Sì, prima del tiro, quindi rimessa dal fondo, anzi rimessa dal lato per la Pallacanestro Crema. Pasqualin, ancora un pick and roll, passaggio fuori per Demin che prova in post a Bozzetto, 1 contro Carlesso, ancora fuori per Demin, 1 contro 1 di Demin, finta il tiro, sbaglia, secondo ferro, rimbalzo di Rossetto, Antelli riparte di nuovo velocemente, passaggio per Carlesso in punta, Pindalpos per Carlesso che è libero da tirare, il tiro, canestri, altro 2 punti per Rucker-Sanve, 4-0, parte subito forte in attacco la Rucker-Sanve, anche in difesa, buona difesa che porta anche a buone azioni d'attacco. Demin per Liberati che prova il tiro da 3 punti in faccia al Muner e segna, 3 punti per Liberati, porta -1 la squadra ospite. Rossetto supera la metà campo e la ripassa ad Antelli che organizza l'azione d'attacco. Pick and roll con Carlesso che rolla in mezzo, attacca, buon attacco di Antelli che va a segnare 2 punti al tabellone. Pasqualin prova l'anticipo Carlesso su Bozzetto, sbaglia, la palla arriva a Liberati che prova il tiro da 3, sbaglia, il rimbalzo di Antelli che riparte subito, subisce fallo da parte di Pasqualin, sarà rimessa laterale. Antelli per Pindalpos che prova ad attaccare, fuori per Carlesso, ancora Antelli, 1 contro Demin, fuori per Muner da 3 punti, la tripla di Muner sbagliata, rimbalzo buono di Rossetto che viene stoppato da Bozzetto, però riprende palla, linea da 3 punti, il tiro sbaglia anche se era da 2, rimbalzo di Demin, palla Pasqualin che avanza in palleggio. Pasqualin ancora, prova l'1 contro 1 fuori per Bozzetto, 1 contro 1 Del Sorbo contro Rossetto, buono il passaggio e l'assist per Demin che segna 2 punti facili dal tabellone. 6-5 ancora per la Rucker-Sanve
con Antelli che organizza in attacco Rossetto, serie di blocchi per liberare Pin del Post, libero sull'angolo, il tiro buono, però non è da 3 punti, aveva il piede sulla linea, quindi 2 punti per Pin del Post. Del Sorbo, passaggio in post per Demin contro Rossetto, 1 contro 1, prova il movimento in post Demin, ma commette infrazione di passi, quindi sarà palla in mano alla Ruker Sanve. Antelli, Pin del Post in punta per Rossetto che ricciola, passaggio a Carlesso, ancora il tiro di Carlesso che però sbaglia questa volta dal mezzo angolo, recupera palla Liberati contro Carlesso, contro Muner, scusate, Pasqualin, 1 contro 1, ancora Pasqualin, Liberati contro Muner, si arresto, tiro da 2 per Liberati, canestro, altri 2 punti per Liberati, meno 1 Crema. Antelli chiama un pick and roll con Carlesso, buono il passaggio di Antelli per Muner, post per Carlesso, 1 contro 1 contro Bozzetto, si avvicina tanto a canestro Carlesso e appoggia molto bene il tabellone con un buon movimento e segna 2 punti. Andrea Carlesso, Del Sorbo, post 1 contro 1 di Bozzetto contro Carlesso e sbaglia invece da questa parte Bozzetto, in rimbalzo però di Demin che subisce fallo da parte di Muner ed è il primo fallo di personale di Muner e il secondo di squadra per la Ruker Sanve. Buon passaggio per Bozzetto che viene però fermato fallosamente da Rossetto e saranno 2 tiri liberi. Primo tiro libero segno per Bozzetto. Sbaglia invece al secondo rimbalzo di Andrea Carlesso che consegna ad Antelli, ancora Carlesso, un altro consegnato per Rossetto che si arresta, il tiro da 3 punti, sbaglia il secondo ferro, rimbalzo Del Sorbo che riparte, si arresta anche lui da 3 punti ma lui segna, +1, primo vantaggio per pallacanestro Crema, si porta su 11-10. Antelli si arresta, il tiro da 2 punti, Antelli buono, altri 2 punti per Antelli che sta trovando la via del canestro. Tanto Liberati dall'altra parte, chiude il palleggio ed è pressato, riesce però a passare da Bozzetto. Pasqualin, passaggio baseball per Demin. Del Sorbo si arresta, il tiro da 3 punti sbaglia, buon taglia fuori in difesa di Carlesso, rimbalzo di Antelli che assist di Antelli per Muner che segna altri 2 punti e time out del coach di Crema. 14-11 il risultato, 3 minuti e mezzo alla fine del primo quarto. Sarà rimessa dal fondo per Crema dopo il time out, vediamo cosa ha organizzato. È entrato intanto il numero 12 nella formazione della pallacanestro Crema, Manuelli, e anche il numero 33 Bovo al posto di Demin e di Pasqualin. Tanto attacca Liberati, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi, fallo di Andrea Carlesso se ho visto bene. Esatto, Andrea Carlesso, primo fallo personale.
il quarto fallo di squadra e quindi entra in bonus per questi ultimi 3 minuti di primo quarto. Cambio anche per la Ruker Sanve, esce Andrea Muner, entra Varaskin. Si prepara per i 2 tiri liberi liberati. Primo canestro, primo tiro libero a segno per liberati. Due su 2 e -1 per la squadra ospite, Antelli. Passaggio per Rossetto, pin dal post, difesa zona adesso per Crema, una 2-3. Passaggio intercettato da Bovo destinato a Varaskin da parte di pin dal post, era rimessa del fondo per la Ruker Sanve. Antelli adesso torna nuovamente a uomo, Antelli sbaglia il controllo, arriva Varaskin, la palla e segna 2 punti. Buoni 2 punti di Varaskin appena entrato. Bovo sotto per Bozzetto che si trova raddoppiato. Altro fallo però fischiato dall'arbitro, probabilmente sempre ai danni di... Anzi no, questa volta il fallo è commesso da pin dal post, il secondo fallo personale. Sono 2 tiri per bonus. Primo canestro sbagliato da parte di Bozzetto. Mi prepara intanto per il coach Volpato Fazioli. Secondo segno invece per Bozzetto e cambio. Esce Antelli, entra Fazioli. Press di Crema, pin del post, cerca di liberarsi, subisce fallo. Fallo fischiato ai danni liberati che un po' si lamenta nei confronti dell'arbitro. Dopo la pressione richiama la difesa uomo, tanto libero pin dal post che segna 2 punti. Un po' trovata impreparata la difesa di Crema. Altro cambio, si prepara Masocco per coach Volpato, intanto liberati. Blocco di Bozzetto, passaggio per Del Sorbo in post per liberati, 1 contro 1 contro Carlesso, fuori il passaggio a Manuelli. Adesso ancora Bozzetto da linea 3 punti, prova la tripla lui, sbaglia però rimbalzo di Bovo. Prova il passaggio del Sorbo, intercetta e butta fuori la palla in dal post che adesso uscirà ed entrerà, come detto prima, Masocco. Poco meno di 2 minuti alla fine del primo quarto, il punteggio vede sempre in vantaggio la squadra di casa di 4 punti. Palla in mano invece a Crema, passaggio a Petronio che è appena entrato al posto di Del Sorbo, scusate, prova la tripla Manuelli, sbaglia però, rimbalzo contropiede di Varaskin che viene stoppato da Liberati che riparte in contropiede. Liberati prova il passaggio fuori, Bozzetto, ancora Liberati che probabilmente commette infrazione di passi non vista dall'arbitro. Palla intanto che è andata sul piede di Rossetto, quindi sarà rimessa dal laterale per Crema. Tipo è 30 giorni che puoi viaggiare, tipo in 30 giorni, 10 giorni poi ti decidi. Perché adesso
ancora prima della rimessa viene fischiato un fallo ai danni di Fazioli. Saranno 2 tiri liberi per Manuelli. Primo segno dei 2 tiri liberi. Sbaglia invece il secondo Manuelli, rimbalzo di Carlesso, passaggio a Fazioli che organizza l'azione, passaggio a Masocco, in post per Carlesso, passaggio però lento di Masocco, intercettato da Bozzetto. Petronio parte in contropiede, sbaglia però il passaggio, la riesce a controllare in qualche modo Bovo e la riesce a passare fuori a Petronio, che però si ferma, non tira e ricomincia da Liberati. 5 secondi alla fine dell'azione, Liberati parte, la passa fuori a Manuelli che tira la tripla e segna per il pareggio. 18 pari. Fazioli 1 contro 1, subisce fallo commesso da numero 3 Liberati, sarà rimessa dal laterale. Terzo fallo di squadra per Crema e cambio, torna in campo Pasqualin ed esce Liberati. Fazioli, pick and roll con Carlesso, buono il passaggio a Carlesso e buoni 2 punti al tabellone di Carlesso, che porta di nuovo sul +2 la squadra di casa. Petronio, passaggio per Manuelli che subisce ancora un altro fallo commesso da Rossetto, il secondo per Rossetto. No, anzi il fallo è di Fazioli, non di Rossetto, il secondo comunque anche di Fazioli, insieme a pin dal post, ne hanno 2. Sono 2 tiri liberi, il primo lo sbaglia però Manuelli. Secondo segno, 1 su 2 per Manuelli, -1. Ancora una pressione da parte della squadra ospite che si allenta ora e Fazioli può passare tranquillamente la metà campo. Chiama probabilmente un pick and roll per concludere gli ultimi 10 secondi del primo quarto con Varaschin. Pick and roll infatti è fallo commesso però da Bovo. Non è in bonus Crema, quindi sarà rimessa dal laterale. Ultimi 7 secondi, time out per creare l'ultima azione, cercare un canestro per Colcio Volpato. Squadre per gli ultimi 7 secondi, sarà in palla in mano al Sanve, che deve cercare un canestro in questa ultima azione. Vediamo cosa ha preparato Volpato per quest'ultima azione. Ci sarà una serie di blocchi, Fazioli riceve palla, 5 secondi, non sembra essere riuscito il gioco, comunque arriva la palla a Carlesso, rimbalzo di Varaschin, sbaglia, nessun canestro quindi in questi ultimi 7 secondi. Risultato 20-19, non male questo inizio di partita per la Ruker Sanve, che comunque ha trovato la via del canestro ed è riuscita a fare una buona difesa. Rientrano in campo per il secondo quarto le 2 squadre, Rossetto, Antelli, Masocco, Muner e Buscaino per Coach Volpato. Crema invece Pasqualin, Manuelli, Demin, Bovo e Petronio. Proprio Petronio prova ad attaccare Muner 1 contro 1 e prova il tiro invece da 3 punti, lunghissimo rimbalzo però non preso da Buscaino, preso invece da Bovo che subisce fallo e saranno 2 tiri liberi per Bovo. Il fallo è stato commesso da Rossetto, secondo fallo di Rossetto personale. Sbaglia il primo tiro libero Bovo.
Secondo segno invece per Bovo, che porta la partita sul 20 pari. Masocco per Rossetto, il tiro di Rossetto, 2 punti, secondo ferro, sbaglia. Rimbalzo di Antelli che riorganizza l'azione d'attacco. Pick and roll con Muner, passaggio buono per Muner da solo, che segna 2 punti. Altro assist molto importante di Antelli, che oltre a segnare fa segnare anche i suoi compagni. Bovo consegnato per Pasqualin, difeso da Antelli, pick and roll con Bovo. Fallo ancora, tanti falli che potranno condizionare la partita del San Valemiano. Secondo fallo anche per Muner. E cambio per Crema, esce Bovo ed entra Tardito. Passaggio lungo per Pasqualin. Manuelli prova l'1 contro 1, ora fuori ancora per Pasqualin, per Demin che prova la tripla. Demin segna di tabella. Demin allo scadere, +1 Crema. Muner per Rossetto, Antelli, buon giro di palla, adesso Masocco ancora per Antelli, pick and roll con Buscaino, fallo commesso da Pasqualina ai danni di Antelli, sarà rimessa dal fondo. Primo fallo di squadra per Crema in questo quarto. Altro fallo commesso, questa volta è chiamato antisportivo da parte dell'arbitro su Antelli, ed il commetterlo è stato Petronio, scusate. Sarà 2 tiri liberi più rimessa. Sbaglia però il primo tiro libero Antelli. Sbaglia anche il secondo Antelli. 0 su 2 per lui, erano importanti questi 2 tiri liberi, ma comunque partita ancora lunga. Proprio lui adesso utilizza l'azione. Masocco, Muner, passaggio buono, assist per Masocco, grande assist di Muner. Adesso Masocco che difende su Manuelli, passaggio per Demin contro Buscaino, si arresta il tiro di Demin che segna altri 2 punti importanti. Si prepara Barbon ad entrare per Volpato. Buscaino, 1 contro 1 di Buscaino contro Tardito, subisce fallo prima del tiro, quindi sarà rimesso al fondo. Terzo fallo di squadra per Crema. Cambio, esce Rossetto, dentro Barbon. Segna un buon tiro Buscaino, 2 punti, riporta sul +1. Attacca Demin, ancora un arresto di Demin che segna altri 2 punti. Demoniato Demin in questi ultimi minuti, segna da qualsiasi posizione. Antelli, 1 contro 1, fuori, prova il passaggio per Barbon, tocca palla, giocatore di Crema, sarà rimessa laterale per il Sanve. Muner, Antelli, pick and roll con Buscaino, prova il tiro Antelli, subisce il fallo mentre stava tirando, quindi saranno 2 tiri liberi per Antelli che non segna il canestro.
Antelli si prepara per il primo tiro libero. Dopo lo 0 su 2 fatto in precedenza, sbaglia anche questo 0 su 3 per Antelli. Mi sembra in giornata da liberi. Vediamo se mi smentisce. Segna invece questo 1 su 2 per Antelli, cambio per Crema, esce Pasqualin ed entra Liberati. Liberati contro Masocco. Ancora Liberati, però all'1 contro 1 esagera e rischia di perdere il pallone. Invece l'arbitro vede un tocco con il piede di Barbon, fischia a piede, sarà rimessa dal fondo per Crema. Prova la tripla. Liberati, sbaglia, rimbalzo di Barbon. Antelli per Masocco che è libero a 3 punti. Prova lui e segna la tripla. Daniele Masocco, il più 3 per la squadra di casa. Manuelli per Tardito. Ancora Manuelli in post per Demin, raddoppiato, si gira il tiro di Demin, questa volta sbaglia, prova a prendere il rimbalzo Barbon, però non controlla e a palla esce, sarà rimessa per Crema. Liberati in post per Tardito, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi. Fallo fischiato ai danni di Masocco, primo fallo personale del terzo di squadra per la Rucker Samve. Segna il primo tiro libero Tardito. Sbaglia il secondo invece, rimbalzo di Barbon. Antelli per Masocco, pick and roll con Buscaino. Muner, Antelli ancora, fallo in attacco, fischiato per un blocco in movimento da parte di Muner, del terzo fallo personale di Muner. Adesso anche la Rucker Samve entra in bonus. Liberati, intanto è entrato Nicoletti per Crema, fischiato un fallo, ancora un fallo per Rucker Samve, saranno 2 tiri liberi, fallo commesso da Masocco, cambio le file del Rucker Samve, esce un Andrea Muner contraffalli ed entra Carlesso. Segna il primo tiro libero Liberati. Due su 2 per il numero 3 di Crema, che riporta sul 30 pari la partita. Buscaino
Carlesso, Masocco, Buscaino non controlla la palla ed è palla a Crema. Si lamenta un po' Buscaino per la decisione dell'arbitro, secondo lui l'aveva toccata Liberati. Non commenta il giocatore di Crema e palla resta a Crema. Liberati prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Carlesso. Antelli, Carlesso per Barbon, buon pick and roll con Carlesso. Barbon prova la tripla e segna la tripla del +3 a 5 minuti dalla fine del secondo quarto. Manuelli per Tardito, Liberati, ancora Manuelli, pick and roll con Tirdati, va dalla parte opposta, il tiro di Manuelli segna 2 punti. Antelli, Masocco, un blocco per liberare Carlesso, palla proprio per lui che prova la finta del tiro, attacca 1 contro 1 Demin, fallo di Demin, saranno 2 tiri liberi. Buona scelta di Carlesso che si procura un fallo e 2 tiri liberi. Doppio cambio per entrambe le squadre, Luca Sanve entra, Pin del Posso e Fazioli, escono Antelli e Masocco. Per Crema entrano Bozzetto e Del Sorbo ed escono Demin e Manuelli. Segna il primo tiro libero Carlesso. Sbaglia invece il secondo Carlesso, una serie di tocchi a rimbalzo, riesce a prendere la Nicoletti e controllarla, passa a Liberati. Tardito, Del Sorbo, serie di blocchi, liberano ancora Liberati. Pick and roll con Bozzetto, fuori per Nicoletti che prova la tripla, sbaglia non di poco, intanto il contropiede Buscaino. Fazioli gira Carlesso, Pin del Pos, viene rubata palla da Pin del Pos e gli tocca clamorosamente il pallone in contropiede. Intanto ricapitoliamo un attimo, Pin del Pos, viene rubata palla da parte di Tardito senza fallo, secondo l'arbitro, non secondo i giocatori. Tardito riparte molto lentamente in contropiede pensando probabilmente che non aveva nessuno dietro. Tanto Buscaino aveva recuperato, si lancia sul pallone, secondo il pubblico e secondo noi tocca il pallone, l'arbitro fischia antisportivo. Comunque 2 tiri liberi per Tardito, rimessa e palla in mano per Crema. Sbaglia il primo tiro libero Tardito, intanto sbaglia anche il secondo e rimessa laterale per Crema. Quattro minuti alla fine del secondo quarto, si scalda un po' l'atmosfera in campo, anche se resta comunque tutto abbastanza calmo. Liberati, libero da 3 punti e segna la tripla del +1, 34-35. Fazioli, per Pin del Pos, sotto in post per Carlesso, 1 contro Tardito, fuori per Buscaino, 1 contro 1 di Buscaino, buono il passaggio per Carlesso che sbaglia il tiro, prende rimbalzo
e in questo momento un po' di confusione in campo, non si capisce adesso cosa ha fischiato l'arbitro. Ha fischiato probabilmente un fallo tecnico a fischiato a Del Sorbo per una simulazione, pensiamo noi. Tiro libero segnato da Pindal Pos e rimessa per la Rukersanve, che il punteggio è nuovo 35 pari. Bella partita, combattuta, speriamo che duri fino alla fine per vedere un gran finale. Fazioli, Carlesso, uno contro Bozzetto, viene raddoppiato Carlesso, fuori, piede fuori di Carlesso, sarà rimessa dal fondo per Crema. Liberati, difeso da Pindal Pos, fallo lontano dalla palla commesso da Barbon. Saranno 2 tiri liberi per Nicoletti, no, Del Sorbo, scusate. Sbaglia il primo tiro libero Del Sorbo. Non grandi percentuali per Crema in questo primo tempo di gioco, per dire la verità neanche per il Sanve. Secondo tiro libero invece a segno per Del Sorbo. Fazioli per Pindal Pos, Barbon, Fazioli 1 contro 1, il tiro di Fazioli sbaglia, prova, rimbalza Carlesso, invece lo prende Bozzetto per il passaggio a Liberati. Tiro di 2 minuti e mezzo più 1 Crema. Liberati per Del Sorbo, fuori per Bozzetto e prova la tripla del più 4 e time out fermato da coach Volpato. Ultimi 2 e mezzo per in questo secondo quarto. Sarà la palla in mano alla Rukersanve, c'è un accenno di pressione, anzi una pressione vera e propria da parte di Crema. Passaggio a Barbon, una pressione che non avviene, Fazioli passa la metà campo e Pindal Pos rischia di perdere il pallone. Passaggio Fazioli, post per Buscaino che sbaglia, perde palla, recupera però Buscaino, il tiro di Buscaino segna lo scadere Buscaino. Meno 2 Rukersanve. Demin, Liberati sotto per Demin, libero, però riesce a intercettare la palla e a rubarla a Barbon. Allora Fazioli riporta la squadra in attacco. Carlesso, Pindal Pos per Carlesso, Barbon prova la tripla, sbaglia, corta, rimbalza però a lungo, è preso da Buscaino. Ancora Fazioli 1 contro 1, fuori per Pindal Pos, 1 contro 1 di Pindal Pos, fuori per Buscaino. Ancora Barbon liberissimo, questa volta sbaglia ancora una tripla, rimbalzo di Bozzetto, anche se ha sbagliato, però gli applausi da parte della panchina. Bellissima azione della Rukersanve che ha girato molto bene la palla per trovare l'uomo libero, più libero. Bozzetto 1 contro 1 e canestro e fallo fischiato dall'arbitro, sarà tiro libero supplementare. Fallo fischiato ai danni di Carlesso, saranno un tiro libero per Bozzetto.
segna il tiro libero supplementare Bozzetto, più 5 Crema, che quasi rischia di rubare palla. Sarà di nuovo invece rimessa per San Damiano. Fazioli, passaggio a pin dal post, Barbon libero, 3 punti, sbaglia, 0 su 3 per Barbon negli ultimi minuti. Ha segnata una invece nel primo quarto. Peccato perché aveva la possibilità di segnare, perché era libero. Intanto commette fallo proprio Barbon ai danni di Del Sorbo. Saranno 2 tiri liberi per il bonus. Sbaglia il primo tiro libero Del Sorbo. Segna invece il secondo Del Sorbo, 1 su 2. Fazioli. Ultimi 20 secondi circa alla fine del primo tempo. Fazioli. Attacca 1 contro 1, fuori per Carlesso, un palleggio, il tiro di Carlesso, sbaglia però, prova a rimbalzo e mancano 3 secondi. Manuelli prova il tiro e commette fallo però. Commette fallo Fazioli. Anche in questo caso fischio abbastanza discutibile da parte dell'arbitro, che fischia un fallo allo scadere. No, 2 tiri liberi per Manuelli. Sbaglia il primo tiro libero. Intanto il fallo a commetterlo è stato Fazioli, il terzo personale. Secondo tiro libero sbagliato, 0 su 2 per Manuelli. Quindi nessuna variazione sul punteggio. Più 6 Crema alla pausa lunga, 37-43. Rieccoci in campo per la seconda parte della partita. Risultato, ricordiamo, più 6 Crema, 37-47. Primo possesso sarà per la Ruker Sanve. Carlesso riceve palla, la consegna da Antelli. Difesa a zona per Crema, questa decisione del coach. Fuori Carlesso, 1 contro 1 Antelli. Buon passaggio di Antelli che sbaglia Carlesso. Credibilmente recupera però rimbalza, viene stoppato e la recupera questa volta Liberale. Scusate, Liberati. Passaggio per Bozzetto, consegnato a Pasqualin. Buon contropiede questa volta della Ruker Sanve, che segna 2 punti con Varaskin. Bozzetto. Buon recupero palla della Ruker Sanve con Antelli. Passaggio brutto di Antelli per Varaskin, che comunque riesce a controllarlo in qualche modo. Di nuovo per Antelli. 13 secondi per l'azione. Antelli 1 contro 1. Buon canestro di Antelli che riporta a -2 San Damiano. Liberati. Post per Demin. Buon passaggio di Demin per Pasqualin, che si lamenta per un fallo non fischiato da parte dell'arbitro. Sarà rimessa comunque dal fondo per Crema. Palla per Bozzetto che sbaglia incredibilmente da sotto l'appoggio e recupera palla Antelli. Varaskin, pin dal post libero a 3 punti, tira, pin dal post e segna.
la tripla, pin del post, +1 Rucker Sanve, time out chiamato a coach di Crema. Rientrano in campo le due formazioni, sarà palla in mano a Crema, rimessa dal fondo nella metà campo difensiva. Liberati per Pasqualin che avanza in palleggio. Liberati ancora. Demin 1 contro 1 contro Varaskin. Buon tiro di Demin che segna altri 2 punti. Buona partita di Demin questa sera. Antelli. Varaskin. Gorantelli, pick and roll con Varaskin. Buon passaggio per Carlesso. Fuori per Rossetto che prova la tripla, sbaglia. Ottimo rimbalzo in corsa di Varaskin. Passaggio quasi un po' rischioso. Varaskin per Antelli, anche lui prova un passaggio rischioso per Pino al posto, la tocca Liberati, la butta fuori, sarà palla ai 7 secondi rimanenti sui 24 per la Rucker Sanve. Carlesso prova lui la tripla, Carlesso sbaglia e la palla la recupera ancora però Rucker Sanve con Carlesso che subisce un fallo. Saranno 2 tiri liberi per Carlesso. Segna il primo tiro libero Carlesso che pareggia i conti sul 45 pari. Due su 2 di Carlesso, buono, importante, +1 Rucker Sanve. Pasqualin. Demin in post contro Varaskin, prova a sfruttare il maggior peso, si allontana ancora e segna altri 2 punti in allontanamento. Demin con un'ottima mano, pin dal post per Varaskin, prova il passaggio buono per Antelli, Rossetto in post alto per Carlesso. Prova il passaggio schiacciato per Rossetto, tocca però la palla col piede Bozzetto e sarà rimessa laterale per Sanve, scusate, rimessa al fondo. Carlesso consegnato ad Antelli, Varaskin ancora per Antelli, pick and roll con Carlesso. Varaskin c'è palla, prova ad attaccare, subisce fallo, 2 tiri liberi per Varaskin. Sbaglia il primo tiro libero Varaskin. Segna invece il secondo. 1 su 2 per Varaskin, di nuovo pareggio, 47 pari. Pasqualin. Demin consegnato di nuovo per Pasqualin. Bozzetto non riesce a controllare la palla, la riceve allora Liberati. 1 contro 2 Liberati, buon passaggio e buonissima intercettazione di Varaskin che riparte. Antelli per Carlesso, buono, fischia però passi probabilmente sbagliati da parte dell'arbitro, non c'erano i passi, quasi evidente l'errore dell'arbitro. Carlesso aveva contato benissimo i passi, aveva fatto 2 passi, tirato, forse aveva subito anche il fallo, l'arbitro ferma tutto per infrazione dei passi. Possiamo dire un altro errore dell'arbitro. Comunque continua la partita, sarà rimessa dal fondo per Crema.
Liberati contro Pindalpos. Passa Liberati su Pindalpos, allora lo prende Rossetto. Una serie di blocchi per liberare Manuelli, che è appena entrato. Ancora Manuelli, libero da 3 punti, la tripla di Manuelli, più 3. Troppo libero in questo caso Manuelli, che segna da 3 punti. Varaschin, Antelli. Ancora Rossetto, Pindalpos. Prova anche lui a rispondere alla tripla, sbaglia però il rimbalzo di Bozzetto. Fallo commesso da parte di Carlesso, probabilmente sì, fallo di Carlesso, il terzo personale, il primo fallo di squadra. Liberati per Manuelli. De Mini in posta, ancora prova a liberarsi, viene raddoppiato, fallo in questo caso giusto di Pindalpos ai danni De Mini, saranno 2 tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero De Min. Segna invece il secondo. 1 su 2 di De Min, più 4 Crema. Antelli sfrutta il blocco di Carlesso e prova la tripla, sbaglia però rimbalzo di Bozzetto. Liberati per De Min, ancora in post basso, passaggio di De Min e fallo commesso da parte di Rossetto, che forse appoggia il braccio sulla schiena del Sorbo. Dubbio anche in questa situazione il fallo. Qua forse ci potrà stare più qui che in altri casi. Comunque 2 tiri liberi per Del Sorbo. Primo segna il primo tiro. Segna anche il secondo, 2 su 2 per Del Sorbo, più 6 di nuovo. Come era finito il secondo quarto, torna al massimo vantaggio Crema. Antelli riprova un'altra tripla, Antelli questa volta la segna. Michele Antelli, meno 3 Rukersanve, a 4 minuti e mezzo alla fine del terzo periodo. Manuelli per Bozzetto, consegnato di nuovo a Manuelli. Buon canestro di Manuelli in penetrazione, li porta sul più 5. Si prepara il cambio per Coach Volpato, doppio cambio, entreranno Muner e Buscaino. Fuori la palla per la tripla di Varaschin, che sbaglia, rimbalzo di Bozzetto, passaggio a Manuelli, riprova l'1 contro 1, fuori per Del Sorbo la tripla e il canestro di Del Sorbo, più 8. Crema che prova ad allungare, massimo vantaggio, 3 minuti e 30 alla fine del terzo periodo. Pronti a rientrare in campo le due squadre, ultimi 3 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Ricordiamo il massimo vantaggio di Crema sul più 8. Qui sarà palla a Rukersanve, che deve cercare di recuperare punti importanti per giocarsi tutto all'ultimo quarto. Sono stati 2 cambi, come preannunciato nella Rukersanve, sono entrati Muner e Buscaino, sono usciti Carlesso e Varaschin. Pressione da parte di Crema, che vediamo che pressione fa. Un rimpallo grazie a Antelli.
e la palla arriva a Rossetto. Si sono messi a zona probabilmente, no, sì, una zona, no, comunque uomo per Crema. Pin dal post, buon passaggio a pin dal post fuori per Muner, cortissima la tripla di Muner che non tocca neanche il ferro. Per questo motivo sono passati 24 secondi, quindi palla persa. Luker Sanve, palla a Crema. Del Sorbio, c'è dei blocchi. Manuelli per Demin che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo però di Bozzetto. Buona stoppata di Rossetto che permette di ricevere palla a Antelli, che adesso organizza Buscaino. Palla Antelli, 1 contro 1, resto tiro di Antelli, sbaglia Antelli con un po' di sfortuna, non entra. E allora Manuelli, Liberati, 1 contro 1, sbaglia, rimbalzo di Buscaino, contropiede adesso per Luker Sanve. Buon passaggio di Buscaino per Rossetto che segna 2 punti importanti, -6. Liberati, Del Sorbo, ancora Liberati, Del Sorbo, la tripla e segna. Importantissima la tripla del Sorbo, +9 Crema. Tanto Rossetto dalla parte opposta attacca il canestro e commette fallo. Subisce fallo, scusate. Cambi per entrambe le squadre. Per la Luker Sanve escono Antelli e pin dal post ed entrano Masocco e Fazioli. Per Crema invece esce Bozzetto ed entra Tardito ed esce Pasqualin, entra Pasqualin al posto di Liberati. Altro fallo fischiato da parte dell'arbitro ai danni della squadra ospite. Questa volta il fallo è di Demin, che è il suo terzo fallo personale. Adesso Crema in bonus, sarà rimessa per il Sanve. Masocco per Fazioli, Buscaino consegnato a Fazioli, pick and roll con Muner che riceve palla, il tiro di Muner stoppato da Demin. Demin, Pasqualin, pick and roll con Demin, 1 contro 1 di Pasqualin, passaggio a Demin, skip per Del Sorbo, quasi intercetta la palla Masocco, non riesce però a controllarla e quindi sarà palla ancora in mano a Crema. Pasqualin prova il tiro allo scadere, sbaglia, rimbalzo però rimbalzo un po' conteso tra Tardito e Rossetto. Decisione dell'arbitro, la palla esce, la decisione dell'arbitro è palla al Sanve. Fazioli, Masocco, ultimi 50 secondi alla fine del terzo quarto, in post per Buscaino che prova a librarsi, tiro, buon canestro di Buscaino. Pasqualin, fallo fischiato da parte dell'arbitro ai danni di Masocco. Ci poteva stare anche il fallo in attacco in questo caso sul blocco. Comunque rimessa laterale per Crema, rimanenti 15 secondi sul tabellone 24 e 32 alla fine del terzo quarto.
Pasqualin, 1 contro 1 fuori per Tardito. Del Sorbo, passaggio per De Min, si arresta, passaggio per Tardito, buona difesa di Rossetto, rimbalzo di Muner. Fazioli, serve un canestro ora negli ultimi 9 secondi, ultimazione quindi il terzo quarto, parte Fazioli, si allarga, 4 secondi, prova il tiro Fazioli, segna da 2 punti Fazioli e finisce qui il terzo quarto col punteggio 56-61. Quindi meno 5 per Rucker-Sanve. Ultimo quarto di gioco, 5 punti la differenza tra le due squadre, ancora tutto da giocare negli ultimi 10 minuti. 56-61 per la squadra ospite e palla in mano per Crema all'inizio di questo quarto periodo. Pasqualin, serie di blocchi, liberano Manuelli, pick and roll con Bozzetto, buon aiuto di Buscaino, Bozzetto ancora per Pasqualin, Tardito ancora per Pasqualin, prova la tripla Pasqualin e segna la tripla del più 8 Pasqualin. Allo scadere ha fatto una buona difesa Rucker-Sanve, è stato bravo lui a segnare da 3 punti. Palla in posta per Buscaino, si gira il tiro di Buscaino, sbaglia il rimbalzo dopo una serie di tocchi di Petronio e riparte Pasqualin 1 contro 1, perde palla però e la recupera Fazioli, riparte con Barbon, buon passaggio per Masocco, fuori ancora per Barbon, Buscaino, Fazioli, 9 secondi per Muner, 1 contro 1, si arresta il tiro di Muner corto, rimbalzo di Buscaino, può riorganizzare l'azione di Rucker-Sanve, 10 secondi, Masocco 1 contro 1 e fallo subito a Masocco. Buon attacco questo a Rucker-Sanve che ha fatto girare bene la palla, rimessa dal fondo per la Rucker-Sanve, scusate, laterale. Fazioli, Muner, ancora Fazioli che si arresta, il tiro da 3 punti sbagliato da parte di Fazioli, ora rimbalzo da parte di Bozzetto e palla a Pasqualin. Petronio per Pasqualin, fuori per Tardito, ancora per Manuelli, 1 contro Emanuelli, il resto tiro da 2 sbagliato, recupera palla Masocco e riparte in contropiede, 5 contro 4 per Rucker-Sanve, fuori Muner, passaggio al limite dei passi di Muner, adesso Buscaino attacca 1 contro 1, sbaglia il tiro Buscaino e riparte Pasqualin. Si può fare un cambio, entrerà Carlesso probabilmente al posto proprio di Buscaino. Tanto Manuelli per Tardito, Pasqualin 1 contro 1, fallo commesso da parte di Masocco, quarto fallo di Masocco. Cambio, esce proprio Buscaino ed entra Carlesso. Manuelli, pick and roll con Tardito, pro Manuelli, Pasqualin 1 contro 1, resto tiro, anzi no, passa all'ultimo per Tardito che tira lui, sbaglia, rimbalzo però di Bozzetto. Si può provare ad entrare anche Antelli.
Pasqualin 1 contro 1, passaggio per Tardito, prova il tiro, sbaglia ma subisce fallo. Fallo di Barbon, 2 tiri liberi per Tardito. Cambio. Entra Antelli ed esce Fazioli per la Sanve. Corto il primo tiro libero di Tardito. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Muner. Antelli. Masocco per Barbon, brutto passaggio di Masocco, intercettato. Quinto fallo per Masocco, lo commette su Petronio, esce quindi Masocco, entra Pindalpos. Cambio anche per doppio cambio per Crema, entrano Demin e Liberati, escono Tardito e Emanuelli. Sbaglia il primo tiro libero Petronio. Sbaglia anche il secondo, ribalza però in attacco di Bozzetto. Verissimo Pasqualin da 3 punti, segna la tripla Pasqualin. Time out chiamato a coach Volpato. Più 11 per Crema, sporta al massimo vantaggio. Palla per Sanve che però non vuole mollare. Adesso deve trovare però canestri importanti e veloci e poi cercare una difesa forte per fare qualche pallone. Cercare di arrivare negli ultimi minuti più ravvicinato come punteggio. Tanto passaggio ad Antelli. Pasqualin, difesa su Antelli. Sbaglia Antelli il passaggio e Liberati va a segnare altri 2 punti sul tabellone. Pindalpos. Muner ancora per Pindalpos, raddoppiato Pindalpos e palla per Ruker Sanve. Cambio, entra Rossetto per coach Volpato ed esce Barbon. Antelli. Uno contro uno Antelli, fuori per Rossetto, prova la tripla Rossetto e segna. Meno 10 Ruker Sanve. Tiene accese le speranze numero 8 di casa. Intanto Bozzetto fuori per Petronio, in post per Demin. 1 contro 1 di Demin, si gira, passaggio buonissimo, assist per Petronio, libero da sotto e segna 2 punti. Più 12 per Crema. Muner, Antelli, ancora Muner, 1 contro 1 di Muner e riparte allora Crema, in post per Demin. Fuori il passaggio per Liberati che finta la tripla, dopo decide di non tirare. 1 contro Carlesso e questa volta si arresta il tiro di Liberati e segna anche questa tripla. Più 15 per la Crema. Adesso Antelli 1 contro 1, il tiro di Antelli, sbaglia, rimbalzo di Carlesso, prova il tiro Carlesso e segna 2 punti. 5 minuti alla fine della partita. 61-74 per la squadra ospite che ora non ha nessuna voglia di accelerare. Comunque Pasqualin si ferma e rallenta, infatti chiama un gioco. Liberati, cambio, c'è Carlesso, Demin, Pasqualin prova il tiro, Pasqualin sbaglia, rimbalzo di Bozzetto, triplicato
riesce a lanciare fuori la palla Liberati, che può riformare un'azione. Tira da 3, corta e fuori. Palla Luca Sanve. Cambio per Crema, esce Liberati ed entra Del Sorbo. Pin dal post per Muner, Antelli, Rossetto, ancora Antelli, 1 contro 1 di Antelli, fuori per pin dal post che prova la tripla pin dal post, 3 punti, meno 10 Rucker Sanve. Bozzetto in post contro Carlesso, 1 contro 1, Carlesso commette fallo, quarto fallo di Andrea Carlesso, è il quarto fallo di squadra, dopo sarà bonus. Pasqualin giocherà con Bozzetto, fuori per Del Sorbo, in post per Bozzetto, 1 contro 1 ancora di Bozzetto, passi, partenza di Bozzetto che muove il perno e palla recuperata dal Sanve. Antelli, ultimi 3 minuti e mezzo, meno 10, Antelli prende palla, Rossetto, pin dal post. Timba al post, prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Muner che sbaglia da sotto, rimbalzo ancora di pin dal post, fuori per Carlesso che prova il tiro da 2, segna, meno 8, ancora ci crede la Rucker Sanve, fa bene, meno 8, lascia un'ottima difesa per cercare di recuperare palla, 3 minuti alla fine della partita. 1 contro 1 di Pasqualin, fuori, buon recupero di Rossetto che da solo va a schiacciare, fallo commesso, non entra la palla, peccato, saranno 2 tiri liberi per Rossetto, stava per entrare la palla. Time out chiamato per il coach di Crema. Esattamente 3 minuti alla fine della partita, c'erano 2 tiri liberi per Rossetto per andare sul meno 6. Importanti questi tiri liberi per Rossetto. Sbaglia però il primo tiro libero Rossetto. Segna invece secondo, 1 su 2. Prova una pressione Rucker Sanve, riesce però
fatica a superare la metà campo Crema, palla Liberati, Del Sorbo fuori per Petronio che prova il tiro da 2, segna, buon canestro di Petronio. Lungo per Rossetto, liberissimo da 3 punti e la tripla di Rossetto. -6 ora Rucchersanve, 2 minuti 20 secondi alla fine. Bozzetto, Liberati, chiama un gioco, 2 minuti. Post per Demin contro Pindalpos, più fisico Demin, infatti prova fuori per la tripla sbagliata e rimbalzo però di Liberati, rimbalzo di Bozzetto, ancora Liberati, 1 minuto e 50, -6, deve affrettare le azioni di San Damiano, fuori per Demin, prova la tripla, Demin sbaglia, rimbalzo, tocco di Del Sorbio, esce la palla Rucchersanve, adesso 1 minuto e 45, dare velocemente un canestro il San Damiano per sperare ancora questi ultimi minuti. Antelli subito, molto bene difeso, palla persa da Rucchersanve, persa precisamente da Antelli che commette fallo di accompagnata, quindi palla a Crema, 1 minuto e 40, peccato per questa leggerezza. Demin, minuto e 35 alla fine della partita, pick and roll di Del Sorbo, no, e via Liberati, Petronio, ancora Liberati, fa girare la palla a Crema, vuole perdere il più tempo possibile, recuperata però la palla, allora contropiede di Antelli che va su e segna 2 punti importantissimi, -4, time out chiamato da coach Volpato questa volta per l'ultimo minuto e 20. Anzi, rientrano in campo le squadre, è stata un po' di confusione, non è stato chiamato time out. No. Niente time out, un po' di confusione, sembrava che tutti andassero nelle panchine, invece palla a Crema, allora Petronio passa la metà campo, 1 minuto e 10, esattamente, -4. Pasqualin cerca di perdere più tempo possibile, Demin per Liberati, ancora Pasqualin, 5 secondi alla fine dei 24, tira la tripla Pasqualin, importante rimbalzo di Bozzetto, però allora ancora Pasqualin, peccato per questo rimbalzo, ancora 55 secondi, palla Liberati che rischia di commettere fallo in attacco, non fischia l'arbitro e palla fuori, palla Rucchersanve, mette il piede fuori Liberati che aveva rischiato già prima di fare un fallo in attacco, dopo sulla linea un po' messo le corde dai giocatori del Sanve, ha messo la palla fuori, il piede fuori scusate, palla Rucchersanve, 40 secondi, Antelli fuori per Rossetto che prova la tripla, Rossetto segna la tripla del -1, Edoardo Rossetto, è una bolgia ora la palla Sanve per il -1 a 30 secondi, ora Pasqualin, palla fra le mani, ora non è che può perdere più di tanto tempo sul -1, Liberati, pick and roll con Bozzetto, 1 contro 1 di Liberati, fuori per Demin ed è fallo, saranno 2 tiri liberi per Demin, 20 secondi alla fine ed è il cambio per il quarto fallo di Pindalpos, intanto cambio Crema, esce Petronio ed entra Del Sorbo, saranno 2 tiri liberi adesso, tensione al massimo per Demin che sbaglia il primo tiro libero, e ora non può rischiare di sbagliare il secondo e se sbaglia deve esserci un rimbalzo, sbaglia anche il secondo ma rimbalzo
di Bozzetto e fallo di Carlesso. Saranno altri 2 tiri liberi per Bozzetto, occasione sprecata per la Rucker Sanve. Anche fortunato in questo caso Bozzetto, il rimbalzo è arrivato proprio precisamente dove era lui. Dunque 2 tiri liberi, ancora pressione al massimo per 2 tiri liberi. Vediamo Bozzetto come si comporterà. Il primo segna Bozzetto, buono il primo tiro libero, più 2. Tira il secondo, segna anche il secondo, più 3, time out. Vediamo cosa ha preparato coach Volpato per quest'ultima azione. Quale sarà la sua decisione, se una tripla per pareggiare, un tiro da 2 veloce e poi di nuovo un fallo. Palla per Antelli, 20 secondi, fin dal post. Fallo fischiato, non è in bonus Crema, che ha un altro fallo da spendere prima del bonus. Si lamenta Liberati, non considera il fallo quello fischiato ai suoi danni. Comunque rimessa ancora per Sanve. Antelli va in fondo, fuori per Pin dal post che prova la tripla, sbaglia Pin dal post, sbaglia la tripla, rimbalzo di Demin e fallo commesso su Demin da parte di Rossetto. Saranno 2 tiri liberi per Demin. Ora Demin deve segnare almeno uno dei 2 tiri liberi per portare a 2 possessi il vantaggio di Crema. Comunque vediamo. Zero su 2 per in precedenza di Demin, questa volta non sbaglia il primo tiro libero. Meno 4 Rucker Sanve. Secondo tiro a segno, anche questa volta di Demin. Adesso riparte meno 5. Antelli, 1 contro fallo. Buon fallo, decisione di buona scelta perché non è in bonus ancora Crema. Ultimi 7 secondi alla fine della partita. Dura ora il recupero per Rucker Sanve, che comunque proverà probabilmente a segnare da 3. Tira da 3, segna, 2 secondi. Ora deve fare subito un fallo. Quindi mancano fallo commesso su Pasqualin. Meno 2 Rucker Sanve, mancano 6 decimi alla fine della partita. Ora se segna entrambi i tiri liberi Pasqualini la partita è finita. Se ne sbaglia uno, dipende quale sbaglia. Sbaglia il primo, ora probabilmente sbaglierà anche il secondo apposta. Sarà difficile per un giocatore del Sanve prendere palle e tirare da metà campo. Comunque segna il secondo invece e ora Antelli prova da metà campo e non va dentro. Era molto molto difficile. Vince Crema 78-81. Nulla da dire per Rucker Sanve, che si è comportata molto bene. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.